A un mese di distanza dal blitz di Fleximan, lo sconosciuto che ha segato il Velox di Santa Caterina d'Este, come si chiama il nuovo comune della Bassa Padovana, nato dalla fusione tra Carceri e Vighizzolo d'Este, l'apparecchio è stato riparato. Lungo la regionale 10, dunque, il Velox sta tornando attivo in queste ore e riprenderà così a emettere sanzioni per chi supera i 90 km/h. Dopo il gesto vandalico di Carceri, ne erano seguiti altri in Veneto con un certo rallentamento nelle ultime settimane. Se si sia trattato del gesto di un'unica mano o di più persone, questo stanno cercando di stabilirlo le indagini dei carabinieri che si muovono su più fronti. Sta di fatto che gli operai, al lavoro sulla regionale, hanno piantato un nuovo sostegno di ferro di supporto e riacceso l'apparecchio. Sarà la polizia del Montagnanese a gestirne il funzionamento. L'amministrazione di Carceri, prima della fusione comunale, aveva già annunciato il ripristino del Velox, un Velox che fin dalla sua installazione aveva fatto molte vittime tra gli automobilisti. Dal 2018 circa 216.000 verbali e un incasso di 1,5 milioni di euro all'anno.